ragazzi e benvenuti ad un esperimento incredibile. Visto che dobbiamo rimanere a casa, abbiamo deciso di sperimentare il primo varietà su Instagram, ovvero il Io resto a casa show. Applausi! Sigla! Questo è un momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la di tutti a noi ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. In questa prima puntata dell'Io resto a casa show... È finita! È finita per tutti! È finita Il coronavirus passerà, non è finita! Ma cos'è il futuro coronavirus? È finita la Nutella ai supermercati! Coglione non vedo! Scusatemi per l'interruzione. In questa prima puntata dell'Io resto a casa show avremo nella prossima storia la testimonianza di un ragazzo con un quoziente intellettivo altissimo, uno di quelli che hanno capito come combattere il coronavirus. Ciao ragazzi, a me del coronavirus non me ne frega niente, come vedete sono fuori, va bene anche fuori al balcone, dico l'importante è stare fuori, come protesta a questo governo che ha messo un decreto veramente inutile, io esco lo stesso, ma che me ne fotta. No, ma si vedeva che era a casa, basta che faceva tutto l'anticonformista. Il prossimo ospite viene da Napoli, vive a Milano ed è già in quarantena da un mese, signore e signori, Francesco Arienzo! Applausi! Io mi sono trasferito a Milano un anno fa, anzi ho festeggiato un anno il giorno esatto in cui c'è stata l'ordinanza che ci vietava di uscire dalla Lombardia. L'ho presa bene, perché ho pensato, vabbè, sono così affezionati a me che non mi vogliono lasciare andare. Comunque io resto a casa, faccio la spesa online, ovviamente la richiesta è così tanta che i tempi di attesa per la consegna sono un po' lunghi. Oggi è il 10, a me mi hanno detto che consegneranno il 19. Quindi ancora qualche giorno di digiuno e tutto passa, è tutto a posto, aiù. All'Io resto a casa show non poteva mancare lei, signore e signori, Eva Tana! Ciao Eva, ciao a tutte carissime mascherine che ci seguite. Senti Eva, puoi darci un consiglio breve, come possiamo fare l'amore in questo periodo? Prendetevi uomo nero! Ma perché sempre l'uomo nero? Perché uomo nero per pisilo di 1,50 m e rispettare distanza di sicurezza. No, Risolvatene Eva! Pubblicità! E allora, siccome mi hanno chiuso tutti i semafori e non c'è nessuno per strada, oggi l'offerta è Amochina, pu coronavirus, a soli 69,99 €. Come ogni varietà che si rispetti non possono mancare i ballerini e noi ne abbiamo due d'eccezione. Lui direttamente da Bali, lei direttamente da Missing Mary, Alessandra Tripoli e Luca Urso! Allora, per questa prima puntata di Io resto a casa show, che ne dite di trasformare i nostri gesti quotidiani in qualcosa di più interessante? Per esempio, lavarsi i denti. Perché non ballare mentre ci laviamo i denti? Allora, io vi faccio vedere da Palermo cosa so fare e mio marito ve lo fa vedere da Bali. Ragazzi, è tornato nuovamente il momento di quel personaggio lì, quello che crede di aver capito come affrontare il coronavirus. Io veramente sono imbarazzato. No, io lo voglio vedere. Vediamolo! Ma vi chiedo scusa. Come vedete c'è questa luce pesante, sono in discoteca, uno strobo fisso in questo momento. Amochina! No, non mi... la mochina! No, scusa, devo fare l'aperitivo. Inizia la mochina! Devo fare l'aperitivo. La mochina, dove va la mochina? Non mi interessa. Già c'ho un bicchiere per il cicchetto, Ma guarda. che mi interessa? Ti fai il cicchettino, Non lo ti va. pulisci dentro. Ti pulisci, bello dentro. Allora acqua arrocchiata. Pulito dentro, pulito fuori. Acqua arrocchiata. La mochina dentro, pulito fuori, dentro, fuori. Va bene, erano i Sansoni! Grazie, ragazzi! Vi ringraziamo per aver preso parte a questa follia. Grazie mille ragazzi, seguiteli i Sansoni! Allora, volevamo dire a tutti gli artisti che ci seguono che ci possono mandare una loro storia di 15 secondi con una barzelletta, una canzone, uno sketch, qualsiasi cosa, e noi vedremo di inserirla nel nostro Io resto a casa show. Sì, facciamo diventare lo show di tutti. Mandateci una mail A spiccigram@gmail.com. Mi raccomando, il tema deve essere io resto a casa, ovviamente. Va bene? Grazie a mille tutti per essere stati con noi, speriamo di avervi alleggerito un pochettino. Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati oggi, i Sansoni, Arienzo, Alessandro e Luca, grazie mille. Fabio Raccuglia con la sigla, ragazzi, grazie mille. Io resto a casa, show, grazie! Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale.
Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.